Buonasera e bentornati a Candiani Factory, l'appuntamento televisivo settimanale del Centro Culturale Candiani, realizzato in collaborazione con Venezia Spettacoli e Telechiara. Tra pochi istanti assisteremo ad una nuova puntata di Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani, ospite di questa serata Vanessa Giuliani. Successivamente sarà Tommaso Brugin a raccontarci la sua Mestre con il cortometraggio Al tramonto. Nell'angolo delle interviste invece Emilio Sala, Francesco Lombardi e i Super Shock. E per finire l'agenda con i nuovi appuntamenti settimanali del Centro Culturale Candiani. Buona visione a tutti. Va ora in onda Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Ospite speciale della serata Vanessa Giuliani. Sto dicendo stupidaggini, non lo so. No, non mi sono preparata, quindi... Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Sigla! La nostra padrona di casa questa sera è Vanessa Giuliani. Buonasera! Buonasera, benvenuti! Benvenuti al mio salotto per questa sera. Io sono l'amica, una vecchia amica di Chiara Candiani. E chi era questa Chiara Candiani? Chi? Era una donna come tutte noi, no? Come tutte voi, una femmina, con tutti gli attributi, con occhi furbi che sanno come far arrossire, con due mani che sanno dove andare a toccare, con un bel seno prorompente, vabbè, io ho la versione liofilizzata, e con la più piena consapevolezza delle nostre due qualità, quella istintiva, posta al centro del nostro universo, con la quale possiamo catturare il 99% degli uomini. Eh sì, basta un piccolo studiato abbigliamento. E voi uomini, piccoli contenitori di testosterone, andate in calore, venite come attirati, per poi essere assoggettati alla nostra seconda qualità, quella cerebrale. Quindi non mi uscite fuori con quella cavolata che noi donne abbiamo il cervello piccolo piccolo, perché questo di solito lo dicono a priori gli uomini, che di piccolo purtroppo non hanno soltanto quello. Stasera dobbiamo trovare delle risposte sensate a questa domanda: ti è piaciuto? Allora, vediamo, ti è piaciuto? Sì, se ti riferisci al pollo al curry di ieri sera. Oppure, ti è piaciuto? Sì, se consideriamo che è gratis. Ma se vogliamo far veramente capire al nostro uomo com'è andata, dobbiamo rispondere: sì, mi è piaciuto, come una coda in tangenziale. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa. Il semaforo nella via lampeggiava, la freccia di un'auto lampeggiava, la scritta hotel lampeggiava, l'albero di Natale lampeggiava. Lui vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere, poi non lo vide. Buonasera. Vi viene da ridere, state ridendo? Renate di Giacinto dell'Intendenza di Finanza. È morito via. Pure lei che ride qua in prima fila, con sta faccia da senza tetto. Lei è uno di quelli che nella dichiarazione dice di non avere casa. Poi lo sanno tutti quanti qua. Compra una casa, vende un albergo, piglia Parco dei Giardini, vende Parco della Vittoria. Sembra che sta a giocare a Monopoli. Poi però pesca una carta degli imprevisti. Perché arriva io?
Renata di Giacinto dall'Intendenza di Finanza e dopo vediamo. Vi conosco a tutti a voi veneti, con tutto sto nero che fate, come il bar che ho accertato questa settimana. Arrivo, vedi l'insegna, barattolo. Di questo è un bar di comici, sicuramente. Mo' entro dentro gli faccio una multa, che voglio vedere dopo la multa che gli ho fatta per dormire, dorme solamente con i barbiturici. Sto stupido. Entro dentro, appena entro dentro stavo un gradino, inciampo, la signora, l'impiegato mi fa, c'ho il gradino. Faccio che è il bar dei cinesi questo? Ma comunque insomma arriva il titolare e mi accoglie con un buongiorno me dica. Buongiorno faccio. Renate di Giacinto, Intendenza di Finanza. Sono un po' di giorni che la sto controllando. Senti, dica, ma lei lo sa che cos'è lo scontrino? No. Questo mi guarda e fa, scontrino? Sì. Quando un motorino che va indosso a un'ape. Scontrino. E sa, qua noi al bar qui, al barattolo, siamo tutti toghi. Senteo, a me non mi interessa se siete stranieri. Qua l'importante è che qua lei fa più cappuccini che in un convento d'Assisi. Non ce n'è uno che esce con lo scontrino. Insomma, dico, e fa, ha ragione. E che mi era finito il rotolo della cassa, no? E dopo però stavo tirando su l'acqua dal piano di sotto. Faccio sì, allora cambia il rotolo, tira l'acqua, sto bar è un uccesso. E poi insomma, intanto quella ragazza alla cassa non batte. Guarda bene. Aga faccia tutte le mattine mi arriva de sfada, no go e prove, ma qui a batte, sì. Te lo dico mi. Ci ho detto, ma che sta dicendo? Io sono giorni che sto appostato, quella non è manco bella, non mi piace. A me mi piace quella dietro al banco. Quella sì che c'ha la faccia da zozzo, quella là. Se mi dice dove batte quella, per stasera chiudo pure un occhio. Questa mi ha guardato e ha fatto, quella sembra moglie, deficiente. E così un occhio non me l'ha chiuso uno, me l'ha chiuso tutte e due con una scarica di mazzate. Infatti un occhio me l'ha fatto nero, l'altro no, l'altro me l'ha fatturato. Lo sapevo che a questo era meglio se gli facevo cascare la mannaia del fisco. Mannaia la miseria, mannaia. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare t'ha portato a me. Socchiudo gli occhi e mi vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. I found my love in Portofino. Ecco il tenente Terrione, meglio conosciuto con il soprannome di Terrone. Al suo fianco lo scudiero di fiducia, che unisce ad un linguaggio forbito un intelletto superiore ed è quindi considerato la migliore guida stellare.
Il suo nome è Armando. Armando però è sempre in ritardo. Una volta che arrivasse puntuale. Oh, è arrivato! Buon domanda! Che cos'ha, la luna? Bongo Daia! Ma quale terra? Al massimo avrà la luna di traverso. Ma no, è un modo di dire. Bongo da! Allora, si giustifichi questo ritardo? Itta badonga! Cosa? Felicità è tenersi per mano, andare lontano è la È andato al felicità. Festival della E il tuo canzone sguardo innocente in mezzo alla gente è la spaziale. felicità. Abbiamo Bongo da. capito. Vabbè, senta, cosa ha fatto allora? Avrà conosciuto qualche personaggio famoso? No, cantante? Bongo Daia! Itta Cosa? badonga! Ha preso della merce per poi rivenderla. Ma lei è un delinquente! Bongo Se ne da. vergogni! Itta. Un po' di più, Bonga. un po' di meno, Badonga. va bene così. Itta. Vabbè, senta, faccia vedere cosa ha preso. Bongo Daia! La chitarra di Pupo. Bongo da! Dopo cosa ha preso? Il guinzaglio di Bobby Solo. Bongo da! Dopo cos'altro? Itta badonga! Amico, Ah, la vernice dei neri per caso. Bongo da! Dopo? Itta badonga! Il tovagliolo di cameriere. Bongo da. Chissà quanto varranno questi pezzi. Bongo da. Tantissimo. Sai cosa facciamo? Glieli riportiamo ai legittimi proprietari, ha capito? No. Forza. No. Cosa? No. Sì, ci parte, forza. Voilà! Oh, là. Eccoci qua. Senta, Bongo lei da. che è la guida. Dove siamo? Bongo danga! Cic. No, nel buco nero. Proprio Bongo oggi da. che avevo lavato l'astronave. No. Senta, quanto manca la Via Lattea? Bongo da! Itta badonga! Ah, subito dopo la Via Mucca. Bongo da. Ho capito. Guardi che strano quel grande pianeta a forma di cane. Bongo da! Ah, è Plutone. Itta! Guardi, c'è la cometa con la maschera. dolcetto o scherzetto? Ah, la cometa di Halloween. Bongo da! Vabbè, senta, adesso dove dobbiamo andare? Guardi, aspetti. C'è un ammasso muscoloso che ci sta venendo addosso. Bongo da! Ma cos'è, uno steroide? Bongo. Ma sarà un asteroide. No. Ah, è andato in palestra adesso. Itta. Ma per favore. Bongo daia! Senta, comunque, dove dobbiamo andare adesso? Itta ba! Come non lo sa? Accenda il GPS. Perché io propongo 10 anni senza condizionale a questo Il del... GPS, non il Jeep. Bongo da! Oh, il GPS, il navigatore satellitare a neutrini. No, Non ce l'ha. no. Allora chieda a qualcuno. Oh. Itta badonga! Bongo daia! Allora, deve andare la prima a destra, Bongo da! poi c'è il semaforo, ok? A sinistra c'è un sottopassaggio, c'è la stazione, c'è la circolare, poi a destra, terzo semaforo a sinistra ed è arrivato. Allora, dove dobbiamo andare? Bongo da! Atterro qui? Itta. È sicuro? Itta! Cosa sta succedendo, Armando? Che Bongo cos'è? daia! Un cortocircuito. Itta. Ma io ho bisogno di una pista lunga. Tentiamo un atterraggio di emergenza. Sa come si fa? Itta! Speriamo bene. Bongo da! Vai là! Eccoci qua. Ce l'abbiamo Bongo fatta. daia. Che gente strana. Buonasera. Ma i nostri eroi sbagliarono ancora. Infatti atterrarono sul pianeta Music Fan, dove un'orda di fan sfegatate li attaccò e li costrinse alla resa di tutti gli oggetti rari. Fermi tutti! Dammi la borsa! No! Sì! Gliela dia. Voglio la tua pelle, coniglio! No! Sì! Bongo da! Bongo da! Anche le scarpe! No! Sì! Ha visto, Armando? Anche questa volta abbiamo salvato la pelle. Bongo da! Beh, io di sicuro. Senta, quanto tempo ci mette a ricrescere? Itta badonga! Bravi, ah che bello, vero sindaco? E lei Ines si sta divertendo? Sì, oddio, mi sono anche io divertirmi, ma sono sta esterrefatta da quantità di polvere che c'è su sto posto, ma che schifo. Ma come che schifo, guardi che anche la polvere ha qualcosa di sacro in sé. E cioè? Pensi, polvere eravamo, polvere ritorneremo. Ho capito, ma sei venuti tutti qua per terra, i morti. Ines, questa cosa è macabra. ma E insomma- poi non parliamo di queste cose perché domani mattina io ho un funerale da Ah, celebrare. sì? Ma chi quindi- si è morto, ciò? Non ha sentito, non avete sentito della onorina.
E a Onorina Speggiorin? Sì, da Onorina Speggiorin. Ah, per carità, ma quanti anni che aveva? Aveva i suoi anni. I miei, Dorino, a me, i miei. No, intendo dire, aveva la sua età. E a mia, Dorino, a me età? Oh signore sindaco, come si può spiegarle? Era anziana, aveva 118 anni. 118 anni, Sì, Maria 118. Vergine? Ma come si è morta di vecchiaia? No, ha fatto un incidente in scooter. E scooter, Dorino! A 118 anni dove andava a questa qua? Guardi, senza casco correvano, Senza sa come sono questi scooter. Sì, lo Non ha capiamo. visto la curva e è andata a schiantarsi. Senti che discorsi, ma qua è a curva, dove che era pulitura? Sì, dove c'era la pulitura. E perché che gatto cassarare a pulitura? Cioè, che era è a curva che faceva concorrenza? Ah sì? Tanti che sapeva estrarsi in curva invece che in pulitura. Maria Vergine. Ma... Andiamo avanti con la trasmissione. Gialli in un minuto. Era una notte buia e tempestosa. Messo sotto torchio, finalmente si decise a vuotare il sacco. Giocattoli e pacchetti finirono dappertutto. È sempre un casino interrogare Babbo Natale. Eccomi qua! È l'artista! Vi chiederete come vive un artista? E noi artisti viviamo come in un musical. Quando vado al supermercato, me dai 2 fette di salame? E il balconiere, sì certo, mia signora, ecco qua. E all'ufficio postale, tutti allegri, e il primo è la fila. Tum cia, tum tum cia, tum cia. E il secondo, tucu tucu pa 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 pum pum pa, tucu tucu pam pa tum pum pum pa. E il terzo, tin 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 tin. E l'impiegata postale, pum pa pum pum pa pum pa pum pum pa. Poi esci fuori e tutti stanno bailando i Say, I wanna live forever. I wanna love, ah. Arrivi a casa e il tuo fidanzato suona alla porta. Trin, 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 trin. Apri la porta e I love you. Facciamo l'amore adesso. È così che bisogna vivere. La vita è come un musical. Bisogna stare a ritmo. E bueno, era un'idea, eh? A noi ci piace. Presto, la stiamo perdendo! Sì, c'è stato un ricovero urgente, una prostituta. Fammi avere subito un rapporto! Non ti facevo mica una persona di quelle lì, Non ti facevo mica così, però. Ai 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 ai. Ai. Cosa hai capito? Il rapporto lo voglio da te, Oh, no? Ciccio, sta lontano, Non stai... Sta lontano, Lasciamo perdere l'argomento, adesso è tutto sotto controllo. Sì. Il dottore è intervenuto con la macchina del defibrillatore. Ah, bene. Sì. Cosa ha detto? Scarica! Ha funzionato? No, era scarica. Forse. Allora, guarda, scusa un attimo, guarda, hai letto il nuovo report sulla fecondazione artificiale? Ah, sì, è vero. Cosa ne pensi tu? Io sono cose che non concepisco, guarda. No, ho capito. Hai sentito che hanno arrestato il chirurgo, quello che era appena arrivato? Perché? Scusa. Ma perché hanno scoperto che non era laureato in chirurgia, era laureato in matematica. Vabbè, volevamo cercare il pelo sull'uovo, cioè chirurgia, matematica, sempre operazioni sono, dai. Sì, lascia perdere, non scherzare. Ma lo sai cosa è successo? No. Il signor Baldini mi ha denunciato per maltrattamenti e percossi in ospedale, tutto per colpa tua. È colpa tua. No, è colpa tua, Cosa? E sei stato tu che hai detto il signor Baldini ha bisogno di calcio. Appunto. E ne ho dati 12 e l'ho mandato a pronto soccorso. Ma no, io dicevo calcio nelle ossa, no? Infatti, io gli ho rotto 2 costole e 3 femori. Ho capito. Senti, a proposito, scusa un attimo, il bambino che hanno appena ricoverato, cosa gli è successo? Quel bambino lì, 5 anni. Un pazzo scatenato. Un pazzo? Pazzo scatenato, 5 anni, un pazzo scatenato. Ha preso la bicicletta, è andato giù per la riva, tutta velocità, con la bicicletta, ha preso un sasso, si è ribaltato, ha battuto la testa, è ricoverato. Non aveva mica le rotelle a posto? Suo padre le aveva tolte. Ah, ecco perché. Scusa. Ah, perché...
Se non sai andare, stai fermo. Non sai andare, stai fermo, Stai giusto? fermo, no? dai, Ma piuttosto, il reparto geriatria, cosa Ah, succede? sai il vecchietto? Eh. Quello simpatico. Quello simpatico, c'è un Guarda, vecchietto un vecchietto, simpatico, guarda, mamma mia, ma che guarda, simpatico. sì, E giocava sempre con l'infermiere. E si correva dietro l'infermiere. E raccontava le barzellette. Le barzellette. E l'altra mattina è caduto dal letto la mattina, ha battuto la testa sul pavimento. Sì, è ancora lucido. No, abbiamo dovuto ridare la cera. Speriamo che non abbia delle ricadute. È possibile. Perché? E la prima è stata fatale. Ah, è morto. È morto. Se n'è andato via con quel suo sorriso amaro. Sì, gliel'avevo sempre detto di togliere la dentiera dal collutorio. Ma ricordate, se una ragazza vi crolla tra le braccia tremante, con respiro affannoso e le labbra bollenti, non è amore. È malaria. Eccolo. Innanzitutto, Isabella, dovresti curare un po' il tuo look, dovresti affidarti a un esperto del settore di bellezza. E chi, padre? Beh, non so chi saprei Ma consigliarti. so qua mi tesoro, ma non te me vedi? Nemo, a femminilità fatta a persona, ostia. Senti che spista. Sta attenta.
Non ti pare abbastanza? Sono la perfezione della Cosa donna. vuole saperne lei di bellezza, Ines, per cortesia? Dorino, io a stare che penso me. Ora ti consiglio una parrucchiera mia, è bravissima e soprattutto economica. Guarda, l'altro giorno sono andata e mi ha fatto il MES e mi dico che fa più MES e che nodo un rino quasi. Cosa dice? Ah, poi mi ha fatto a frizione. Sì, perché io ho detto stavolta cambio. E ora cambio frizione. Sai come che funziona? Che simpatico! Mi tu in capo al sesto. Ah, poi mi ha fatto un shampoo, te vedessi che bene. E mi ha detto, Ine, è una montagna dei capelli. E ora siccome chi era una montagna, mi ha scalato. E tu capito? Brava. Ma soprattutto economica che costa 280 euro. Ah, guardi, gliela consiglio anch'io, è economicissima. Penso che i risultati sia sotto gli occhi di tutti. Comunque... Andiamo, Ines, chi è questa parrucchiera? Dai, ci dica. È una parrucchiera francese. Ah, francese, una parrucchiera francese. Coiffeur. Ma che qua fuori sarà a 30 chilometri di strada? Cosa dici, Donino? Ma stia in silenzio per cortesia, andiamo avanti con la trasmissione. Scusate, mi piacerebbe anche a me lavorare in questa trasmissione perché mi piace molto la comicità. Io mi chiamo Roberto Serafini, studente universitario. Siccome il cabaret adesso è uno dei lavori meno precari, non vorrei finire come mio cugino che è ingegnere che gli scade il contratto ogni 6 ore. Comunque ho scritto delle cosine che spero vi piacciono, dei pizzini. Dunque, l'unica volta che fui baciato dalla fortuna aveva l'herpes. Mia madre mi permette di andare solamente in locali molto affollati, così dice non posso alzare il gomito. Grazie, siete proprio gentili. Ho bisogno davvero di tanto incoraggiamento. Madonna. Sto facendo una dieta ferrea, mangio solo le posate. Grazie, basta così, mamma. Dei ladri la notte scorsa sono entrati nella nostra cartoleria e ci hanno rubato tutto. Per fortuna ci hanno lasciato le penne. Ieri sono stato aggredito da un cane, poi però è tornato perché gli era venuto un po' di rimorso e mi ha azzannato nuovamente. E questa, in conclusione, per noi studenti universitari, ho un'ignoranza vastissima. Non so niente, ma un po' di tutto. Grazie. Adesso torno al mio posto perché a Telechiara si ha sempre un posto in prima fila. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore.
La donna per cui sono deperito 3 kg questa settimana si chiamava Caterina. Lei era molto molto più giovane di me. Io l'ho conosciuta a un McDonald's dove lei faceva la cassiera, però per non farle capire che ero molto più grande di lei ho ordinato un Happy Meal. Lei mi guarda e mi fa: ma lo sai che sei carino una cifra? Poi ha aggiunto: sì, ma una cifra molto bassa. Ho capito che era anche spiritosa, per cui le ho detto subito: senti, ti va di venire a bere qualcosa con me? Lei mi disse: beh, ma possiamo bere qualcosa qui al McDonald's. L'ho guardata e le ho detto: donna, sono finiti i giorni in cui gli uomini ti offrono da bere al McDonald's. Più tardi, mentre stavamo bevendo una birra da spizzico, abbiamo cominciato a parlare così, insomma, del più e del meno, quindi ho anche capito che padroneggiava bene la matematica. Poi il discorso pian piano si è spostato sulla musica. E allora ho capito che c'era lì il divario generazionale, perché volevo parlarle, non sapevo, ho detto: cosa ne pensi della premiata Forneria Marconi? Mi ha detto: guarda, c'ho un panificio sotto casa. No, aspetta. Cosa ne pensi del Banco del Mutuo Soccorso? Dice: guarda, ho il conto giovani alla Cariplo. Vabbè, andiamo sul classico. Cosa ne pensi di Vasco Rossi? Mi piace un casino. E sono andato in crisi io, perché a me Vasco Rossi piace tutte le canzoni, tranne una. Non so se ve la ricordate. Toffì. Vi ricordo il testo. Oh Toffì, Toffì, Toffì. Oh Toffì, Toffì, Toffì. Oh Toffì, Toffì, Toffì. Cioè i primi 20 minuti partono con questa sindrome da caramella mu. Poi il testo entra nel vivo e dice: passami l'asciugamano. Quello bianco lì sul divano. Toffì, dai che c'ho freddo, Toffì. E qui capisci che non solo Toffì se n'è andata, ma si è anche fregata tutti gli asciugamani di casa. Comunque, insomma, andando avanti a parlare, finalmente è scattato il dialogo che ogni coppia vuole vedere scattare al primo appuntamento, cioè: casa mia o casa tua? No, guarda, a casa mia ci sono i miei genitori, per cui andiamo a casa tua. A parte essere molto contento per il fatto che lei abbia capito il problema che io avevo i genitori a casa, siamo andati a casa sua, solo che lì mi è sorto il problema, perché lì è scattata la differenza d'età. Come ha cominciato a spogliarsi, a me è venuto in mente Valerio Merola all'ergastolo, Cappuccetto Rosso, Lolita, American Beauty, il Gazzosa, tutto insieme. Poi quando lei ha detto sono vergine, sono scappato. Lei mi è corsa dietro dicendo: no, volevo dire ascendente pesci, ma io ormai ero in strada. E in strada ho riflettuto, sì, ero troppo vecchio per lei, perché ci sono dei momenti in cui capisci che stai invecchiando. Cominci a diventare vecchio quando torni dalle vacanze e gli amici non dicono ti sei divertito, ma dicono ti sei riposato. Cominci a diventare vecchio quando vedi la tua portinaia di 60 anni e dici: oh, però 2 colpi. Cominci a diventare vecchio la prima volta che, vedendo una replica di Happy Days, ti identifichi in Howard Cunningham. Ma soprattutto cominci a diventare vecchio quando prima di addormentarti dici una preghierina, perché magari sei ateo, ma non si sa mai. E comunque Chiara Candiani era un'altra cosa, diciamoci. Bravissimi questi comici. Guardi Ines, le piacciono questi comici astratti? Guarda, a me l'unica roba astratti che mi piace è il pastisso. Ma io vivo fuori dai sempre denti. più ignorante sta perpetua, guardi Ines, almeno visto che parliamo di mangiare. Sì. Domani è in ferie. Mi ha preparato qualcosa per mezzogiorno? Tutto pronto. Donino non ha da preoccuparsi, che ho parecchiato tutto me. Guarda che ho fatto una scatoletta col cellophane. Sì. Mi ho messa in freezer. Io ho da mangiare 6-7 ore prima del pranzo e a tira fuori. E a mettere un'oretta e mezza dentro il forno. Dopo tira fuori la bassa che si adagia sulla toia, mezz'oretta, 3/4 d'ora a piacimento. Dopo rimette nel microonde mezz'oretta, che l'oretta è giusto perché se muoia o tira fuori un fietto di olio, cava il cellophane, un fietto di olio e a magna squisita. Cioè io per mangiare a mezzogiorno devo alzarmi alle 3:30 stanotte? Stai attento Torino, parliamo lavello. Scusi? Parliamo lavello. Scusi, può tradurre? Guarda, una volta che traduco in italiano. Parliamo se chiaro, parliamo lavello. Vedi Torino? Ma signore santo, mi dica. Se proprio non ti piace quello che fa somiglia, faccia come tutti i preti che a mattina va a prendere il pane fresco e un giornale, non so, è il Corriere del Veneto. Cioè, tutti i preti quando hanno fame vanno a prendersi un giornale e il pane, ma che storia è questa? Torino, se è a Bibbia, sta scritto dacci il nostro pane e il quotidiano. Ora. Basta così. Oh signore santo. Scusatemi, ma
Sono un po' timida. Beh, molte di noi lo sono. Io però lo sono talmente tanto che la mattina quando mi specchio lo faccio di spalle. Non ho mai avuto molti uomini proprio a causa della mia paura di rimanere da sola con loro. Una sera verso mezzanotte avevo finito la mia lezione di ceramica raku e mi ero trattenuta nella pineta della mia parrocchia, quando a un certo punto arriva un ragazzo bellissimo, mi guardò in faccia e mi disse: «Che incantesimo! Ma se ti do un bacio ti trasformi in principessa?» Io allora cominciai a correre verso casa e lui mi inseguì dicendo: «Ehi, Cenerentola, ma dove corri?» Persi pure una scarpa. Allora i giorni successivi lo cercai un po' ovunque e alla fine lo trovai in un negozio. Faceva il calzolaio. E entrai e dissi: «Sono Cenerentola e mi devi la mia scarpa?» E lui disse: «Sono Mimmo e mi devi 5 euro per il soprattacco». Non poteva funzionare, quell'amore zoppicava sin dall'inizio. E invece 3 mesi fa ho allacciato un rapporto con un uomo tramite internet ed è nato subito un bel feeling. Certo ci sono stati dei momenti di imbarazzo, perché lui si faceva troppe mentali. Sì, una volta mi ha scritto: «La mia donna ideale deve avere la bellezza della Marini e il cervello della Levi Montalcini». Ho detto: «Bene, ci siamo, il prodotto c'è, basta scambiare l'ordine dei fattori». Non gli ho detto niente e adesso fila tutto benissimo. E poi sono contenta di non essere più single. Sento di avere il mouse dalla parte del manico. E se poi dovessi scoprire che è un'altra, beh, posso sempre far finire tutto con un semplice gesto della mano. In fondo, basta staccare quella presa per il culo. Oh. E l'artista. ¿Me estabas aspettando? ¿Por qué soy qua? No es porque soy amiga de la Chiara Candiani, chiaro, ¿eh? Yo soy una artista seria. Però vi starete chiedendo quién es questa Chiara Candiani, che faccia tiene, no? Vi faccio vedere. Ciao, sono la Chiara Candiani. Sono tanti di quei giochetti. La vita è come la Chiara Candiani. Non la conosci? Buonasera, mi chiamo Mirko Barozzi e sono qui per coinvolgere l'interesse pubblico su un problema molto grave: la perdita di alcune specie animali. Prima vorrei salutare il mio autore Filippini. Filippini, un saluto di dolcezza, di affetto e di tenerezza, di affetto. Quando c'è l'affetto c'è tutto, non è che dobbiamo andare avanti. Stiamo perdendo la volpe, il panda, il falco pellegrino, l'ornitorinco, lo sputacchio. Vabbè, se perdiamo lo sputacchio non è che... il gheppio, la quaglia, il picchio verde, la starna celeste, la cetonia dorata e il celacanto. Oh, Filippini, finalmente vedo che hai scritto qualcosa che sta nelle mie righe, nelle mie corde, ecco. Il grillo talpa, il bombo, ma soprattutto dobbiamo stringerci intorno alla zanzara. Sei un infame. La zanzara che rischia l'estinzione. Non si estingue la zanzara, non muore mai. Se in inverno mette il pelo piuttosto, dai, per favore. Dai, la zanzara, dai. Questo animaletto dal simpatico pizzicotto, da un cobra muschiato ti faccio pizzicare, Filippini, dai. Un animale, un altro animale, io non lo so. Fai apposta, lo fai. La secca, la costa, no, io non ci riesco, ma va a fare, va, Filippino.
Le canzonette sono importanti. Io sono convinto che attraverso le canzonette si possono affrontare gli argomenti, anche quelli più noiosi, come la politica, l'economia. Anche la politica diventa più divertente, anche le vicende della politica diventano più divertenti attraverso le canzonette. Per esempio, la maggioranza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi la vota. È già passato un anno in Parlamento, ormai ci han rotto l'anima. Cucurucucu D'Alema, ai 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 ai, cantava. Cucurucurucurucu D'Alema, D'Alema. Ai 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 ai, cantava le serenate fin sopra il Quirinale e di casini in campo internazionale, l'ira funesta dell'opposizione, chi salva Prodi e chi vuole le elezioni. Cucurucucu D'Alema, D'Alema. Ai 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 ai, cantava, cantava, per Tinottino d'andare via. Senza i tuoi capricci che farei? Il governo è fragile, non farlo spiritoso, con le tue richieste avrà un effetto disastroso. Bertinotti smettila, non fare più l'esoso. Il governo è fragile ed anche un po' rissoso. Il governo è fragile ed anche un po' rissoso. Ma allora Prodi cosa può fare in un caso così? Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare linea. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare linea e faccia saltare il dissidente. Avrei bisogno. Il Follini in marzo evitava le nuove elezioni, appoggiava il governo e faceva incazzare Berlusconi. Però non è che approfittando di tutto questo casino al centro vogliono rifare la vecchia DC. No. Io non posso restare seduto in disparte, io dentro l'ulivo non mi sento vivo e anche nel polo mi trovo un po' solo e sta per venirmi un brivido strano riformare il partito democristiano. Ricominciamo e sogno Casini e Mastella sotto la stessa cappella di Giulio Andreotti che detta le sorti. Se mai Rosy Bindi la spediamo a Malindi e con Giovanardi non sarà troppo tardi, e mai che lo facciamo, ricominciamo. Dai, ci risiamo. Ci ricominciamo. Buonanotte, popolo della notte, dal vostro DJ della notte in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte voglio entrare in contatto con voi, abitanti di terre lontane, a voi che ci ascoltate in diretta su internet via broadcasting è dedicata questa notte. Sento il telefono che squilla, chi sei abitante di terre lontane? Pudumanna! Pudumanna anche a te abitante della notte! Ita! Ita anche a te, ma non capisco l'accento, da dove chiami? Bongota!
Da Bogotà, chiami dunque dalla Colombia. Itabonga. Ah, un indovinello. E questo sembra un leone, chiami da Lione, Francia. Attenzione, questo sembra un orso. Ma... Ah, un'orsa. Quindi lei chiama... Ma l'orsa, a me viene in mente solo la costellazione dell'orsa, l'orsa maggiore, ma mi pare un po' difficile. Ma non ha qualcuno a fianco che possa tradurre quanto sta dicendo? Armando, cosa sta facendo? Ancora che parla alla radio. Non sento. Lo sai che quell'idiota della radio non la capisce, eh? Forza, venga via, abbiamo una missione da compiere, forza. Ci sono delle difficoltà nel collegamento audio. Sì. Attenzione, mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata in linea. Chi sei, abitante della notte? Pronto? Sì, abitante della notte, sei tu, parla. E non si sente, ci sono delle difficoltà nel collegamento audio internazionale. Prova a spostarti un po', forse non c'è campo. No, continua a non sentire, spostati un altro po'. No, e non si sente ancora, prova a spostarti un po', non c'è campo. No. Questi collegamenti internazionali fanno parte di un mondo marcio, ma non è il mondo che è qui su Radio Notte Fonda, perché su Radio Notte Fonda mi dice la regia che c'è un'altra telefonata e questa volta è quella giusta, una telefonata in diretta qui per voi, da chissà quale paese del mondo. Chi sei, abitante della notte? Buonanotte, speaker radiofonico, mi chiamo Agostino Paiusco. Fa fortuna che era telefonata giusta. Pronto? Sì, e da dove... Pronto? Pronto, mi senti? Da dove chiami, abitante della notte? Chiamo da un paese di mare, dove si vive di pesca, dove non esistono leggi e dove si parla una lingua incomprensibile. Chiami forse dalle isole Figi? No, da Chioggia. Pronto? Ma si parla di collegamenti internazionali e mi chiami da Chioggia? Scusa, io ti sto sentendo da Chioggia, ma ti sto sentendo via internet tramite un collegamento ADSL internazionale, Sì. in quanto il mio PC sfrutta un provider operante in Germania, precisamente ad Hannover, Ribestrasse 810, e quindi è come se ti sentissi dalla Germania. Sì, ho capito. Cosa stai facendo a Chioggia? A Chioggia sto pescando. Col computer? Beh, se si può navigare si potrà anche pescare, bene. Speaker, come sempre. Ecco, Sì. e già che ci sono, ispirato da questo clima marino, vorrei dedicare una poesia sulla pesca a tutti gli ascoltatori, perché la pesca è il tema della serata, ricordiamo. Ma il tema della serata è l'internazionalità, ma e cosa allora stai mi dicendo? lasci dire questa poesia o no, speaker? Attenzione, non vorrei agitare gli animi. E va bene, popolo della notte, popolo all'ascolto, mettetevi comodi nelle vostre poltrone e ascoltiamo questa poesia che parla di... Ambiente marino. Che parla di ambiente marino e quindi... Orizzonti subacquei infiniti. E di orizzonti subacquei infiniti, una poesia che si intitola... La pesca. La pesca. La pesca. Sì. È arancione la pesca. Ha l'osso la pesca. È ruvida la pesca. E quando che la metti in bocca senti tutto così. Molto radiofonico, Agostino, grazie. Sì. Il pesco fa le pesche, il pero fa le pere, il melo fa le mele. E il salice? E il salice cosa fa? Piange! Piange! Ma te faccio piangere i miei schiaffoni se te trovo, regia, bisogna filtrarle ste telefonate! Sono Paola Ruffo Chen, un'attrice del teatro Huan cinese. Nella puntata precedente abbiamo saputo perché il coraggioso principe Kagami Mokwa non vuole partire in guerra. In questa puntata suo padre, il dolce imperatore Tachido Komyeman, lo invita a partecipare ad una puntata di Uomini e Geishe per cercare una fidanzata fra le principesse troniste e mettere così a tacere quelle strane voci che girano da tempo nella reggia. Il principe riflette e parla tra sé e sé. Oh, Tana, mi è proprio nu chiacon, cud te nates.
Dacid, gli è proprio matta, macchiata 3 femmine, una più... Cessa dell'altra, mi facciano schifo tutto quanto, ma da voga da chiai una che mi piace. Padre, tu che hai visto nascere Venere dalle acque che si sono rotte senza l'aiuto di Mosè, tu che hai sposato Miscorsetto bagnato dalle acque di Venere, tu ben sai cos'è la bellezza, ma leggiadria e bellezza non abitano in nessuna di queste fanciulle. Non ce ne va bene, Jun je nakoc, lad je zdreus, lad ti nufiato, capuzza da mir, mo a vas, non ce la faccio più. Figlio, tu che sei uscito con ballerini di tango e lap dance, tu che sei uscito con campionesse di lotta nel fango, mi metti in crisi, non so chi altro farti conoscere. Oh sì, c'è ancora tua cugina Natalina, quel bel fiore della muraglia. Ma sì, svegliate, capuzzotto, che non è una femmina, che non è un bar, raga pescete nella faccia d'asne, mo pigliatelo tu, sto gioiello. Padre, tu che sei nato dalle acque del fiume giallo perché la nonna in quel periodo aveva l'epatite, tu che guidavi la caccia al grande cervo, ma poi hai smesso perché tutti sbagliando sparavano a te, io ho un'altra soluzione, ma questo lo scoprirete nella prossima puntata. Ehi Frank, che si fa stasera? Un bel rock and roll? Yes. For me, for te, for tutti quanti, rock and roll. Yes. Su e giù, per le contrade, di qua e di là si sente la voce allegramente dello spazzacamino. Si affaccia alla finestra la bella signorina, come sei carina che me lo spazzacamino. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, gli dà mangiare e bere allo spazzacamino. E dopo aver mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco del camino. Hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey hey hey, hey hey hey, ho ho ho, ho ho ho, zumba zumba zumba, zumba zumba zumba, hey baburiba. Mi spiace giovanotto se il mio cammino è stretto, povero giovanetto, come fa a salire? Ma dovete signora, sono vecchio del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il cammino. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino, somigliava tutto quanto al mio socio Franchino. Hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey hey hey, hey hey hey, ho ho ho, ho ho ho, zumba zumba zumba, zumba zumba zumba, hey baburiba, hey baburiba. E sono stati con noi, sono stati con noi qui questa sera, lui che fa più battute di un tennista, Roberto Serafini. Ascolta, un attimo, scusate, vorrei dire una battuta in zona Serafini. Se il vostro fidanzato vi dice di avere 350.000 euro investiti, controllate prima negli armadi. Fanno spegnere le radio di tutta Italia, Marco e Pippo. Tra Lucarelli e De Gregori c'è lui, Fabrizio Canciani. Legge il Financial Times per scoprire chi incastrare, Maurizio Ferracco. E continuiamo con lo Julio Iglesias di Zelarino, Tony Sentimento. Una fan da urlo, Isa Gilla. Gli unici comici col ticket, Diego e Paolo. Ognuno ha la Natalia Estrada che si merita. Noi abbiamo Anna Marcato. Non parlano e anche noi siamo senza parole. Per la mamma di Ado. Un uomo
David Riganelli. Quando si tratta di comici tutto fa brodo, Dado Tedeschi. Nato per subire ingiustizie e angherie, Pierpaolo Paganelli. E che dire di loro? Bongamoia, Paolo e Max. Da Shanghai, provincia di Puglia, Paola Ruffo. Coppia di fatto o di fatti? Nel dubbio loro sono Franco Fabbrica. Un attimo d'attenzione, prego. È stata la nostra padrone di casa, Vanessa Giuliani. Grazie. Olè. Grazie. Bentornati a Candiani Factory. In questa puntata vedremo il cortometraggio di Tommaso Brugin, Al tramonto. Parleremo della città e dei suoi suoni con i nostri ospiti, Emilio Sala, Francesco Lombardi e i Super Shock. E infine l'agenda, con gli appuntamenti per tutta la prossima settimana al Centro Culturale Candiani. Mi presento, io mi chiamo Tommaso Brugin, sono il regista del cortometraggio titolato Al tramonto. È un cortometraggio che è nato per l'edizione del 2006 di Raccontare Mestre. La storia è una storia che coinvolge due generazioni, un nonno e un nipote, e ho tentato di unire con questo cortometraggio tutti i luoghi che mi sembravano più significativi per la storia dei mestrini e anche quelli che mi avevano colpito di più, diciamo, negli ultimi anni. Hanno una grande forza, diciamo, anche estetica, in quanto si tratta appunto di un bel tramonto. C'è un atelier di un pittore che mi aveva colpito molto e da questo sono partito per fare la storia, per scrivere la storia che poi riguarda anche la laguna, l'ospedale di Mestre che adesso tra un po' scomparirà. Buona visione, spero che vi piaccia, il corto poi parlerà da sé. Penso proprio sia un mesotelioma, anche per l'evoluzione rapida che ha avuto. Questo sicuramente ha lavorato a Marghera. E quindi quanto ti resta? Ma può fare dei cicli di chemioterapia, però penso che la prognosi a questo punto sia di pochi mesi. Allora, questa è la situazione. Purtroppo non posso darle buone notizie, è abbastanza seria. Capisco, dottore. Se lei ha piacere, io posso parlare con qualche suo parente per spiegare meglio come sarà l'evoluzione. Mi dica. No, faccio da solo, grazie. Si arrangia da solo. D'accordo, allora la prossima settimana comincerà le terapie, saranno abbastanza pesanti. Avrà dei disturbi, deve avere pazienza perché alla fine ne avrà un beneficio. Capisco. Allora io adesso le preparo una ricetta e con questa vedrà che riuscirà a affrontare meglio la cura e in ogni caso se avrà qualche problema si ricordi che venga pure qui da me ogni volta che le serve. Grazie, dottore. D'accordo? Bene. Queste sono sue, si prendo io. E bocca al lupo, tanti auguri. Grazie di nuovo.
Pronto? Ah, ciao papà. Sì, bene, grazie, sì. Sì? Domenica? No, mi spiace. Sì, te lo chiamo. Un attimo, ciao. Sandro? Sandro? Tuo nonno al telefono. Arrivo. Gira qua più avanti. Sandro, a scuola come va? Gli studi? Bene, bene. Parleremo, Attento, il problema è la torsione del polso. Cioè, prima di assiare, da dargli una torsione del polso più decisa per far... Ecco, sì, prova, dai. Ok, dai, che sì, bravo, sì.
Candiani Interview, lo spazio di approfondimento con le opinioni sulla città. Parliamo di suono, musica e città con i nostri ospiti Emilio Sala, Francesco Lombardi e i Super Shock. Mi rifugio subito in una risposta di John Cage. È una bella domanda che non vorrei rovinare con una risposta. Il gusto musicale in fondo è l'immaginario sonoro, cioè quanto di musicale fa parte della nostra sensibilità, della nostra cultura, delle nostre attitudini e ovviamente in questo gusto musicale diffuso il cinema ormai sempre di più gioca un ruolo non secondario. Dal punto di vista musicale ogni città ha un suo suono. Beh, uno degli elementi identificativi di una città è il paesaggio sonoro. E sempre più il soundscape sta entrando a far parte di quello che prima chiamavamo il gusto. Una volta il soundscape di una città era, che ne so, fortemente condizionato dal suono delle campane probabilmente. Oggi magari molto di più dal traffico cittadino. La globalizzazione tende a omologare anche i paesaggi sonori. Sarebbe bello che la presa di coscienza di ciò portasse anche a progettare i paesaggi sonori. C'è da vedere se il caos o comunque i rumori urbani sono disorganizzati, nel senso che magari sono meno gradevoli, però in realtà sono organizzatissimi. Alle 7:30 puntuali iniziano a esserci i timpani delle marmitte, verso le 9:30 terminano e ci sono altri tipi di rumori. Comunque il suono sempre più, a prescindere, ripeto, dai problemi dell'inquinamento sonoro, che sono un'altra serie di problemi, sta entrando come un problema da affrontare anche nella sede di chi governa una città. E i suoni anche da soli sono in grado non solo di connotare ma anche di orientare. Questo quando possiamo parlare di paesaggio sonoro. Quando possiamo parlare di inquinamento sonoro, in genere si tratta di suoni tali da oscurare qualunque altro segnale uditivo o comunque di disturbare fortemente la percezione, quindi l'orientamento e il riconoscimento. I rumori urbani sono legati a questioni quotidiane, sicuramente di maggiore interesse per una collettività. E sicuramente se avessimo delle città meno rumorose saremmo tutti più sereni, quello di sicuro. L'udito ha un ruolo di certo molto importante, molto sottovalutato nella storia recente, ma molto importante. Si può pensare ad un'antropologia del suono in questo senso. Martedì 13 marzo alle 17:30 per Scaffale Aperto, incontri con gli autori, la presentazione del libro Peppe De Santis secondo se stesso di Antonio Vitti,
Intervengono l'autore con Fabrizio Borin e Roberto Ellero. Giovedì 15 marzo alle 17:30 Memorie e amnesie del colonialismo italiano in Africa. Conferenza a cura di Gianni Dore e Shaul Bassi. E alle 21 il nuovo appuntamento con Cabaret Candiani, ovvero Te la ricordi Chiara Candiani? Ospite speciale della serata Vanessa Giuliani. Prosegue fino al 24 marzo la mostra Caucasica con opere di Natalia Mali, Taus Makacheva e Irina Guseinova. E fino al 25 marzo la mostra Che viva Tina, dedicata a Tina Modotti. Aprono questa settimana al Centro Culturale Candiani le mostre L'offesa della razza, razzismo e antisemitismo dell'Italia e Marcon, paesaggi di transizione. Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto.